È un dilemma che ciclicamente si ripresenta. L'arte può cambiare il mondo, può portare la pace e combattere le atrocità? Una risposta fortemente assertiva viene da Artivism, la mostra promossa dall'Istituto per la pace e la riconciliazione di Auschwitz, ospitata a Palazzo Dandolo a Venezia fino al 24 novembre. Tutti i 6 artisti, presenti singolarmente o come collettivi, denunciano genocidi, stragi e sopraffazioni, come l'iracheno Rebin Shalak, che ha creato un'installazione di maschere. Sono i volti delle donne degli Yazidi, costrette per non essere uccise a convertirsi all'Islam e a sposare dei terroristi dell'ISIS. C'è poi un gruppo di donne sudafricane che usano il ricamo per tenere viva una comunità e per raccontare l'apartheid. Sono lavori coloratissimi e solo apparentemente gioiosi. C'è anche un collettivo argentino, il Gruppo de Arte Callejero, che ha disseminato a Buenos Aires di cartelli stradali per segnalare i responsabili impuniti di 30.000 desaparecidos. Olé Olé di Elisabeth Ida Muliani, indonesiana che vive in Belgio, è un'installazione scultorea che commemora gli attivisti rapiti negli anni 90, colpevoli di aver parlato contro il regime dittatoriale in Indonesia. E ancora ci sono opere di artisti canadesi che denunciano l'allontanamento di bambini indigeni dalle famiglie naturali, costringendoli così a rinnegare cultura, lingua, abbigliamento, tradizioni. La violenza ha 1000 facce e non ha mai fine. Con le sue tazzine di porcellana, Aida Sehovic vuole ricordare gli oltre 8.000 musulmani bosniaci uccisi a Srebrenica nel 95. Si tratta di un monumento nomade itinerante che si sposta ogni anno in una città diversa. Le tazzine vengono riempite di caffè, una per ogni vittima. Si intitola Što te nema? Perché non sei qui?